senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Piccolo speciale questa mattina, oltre ad Autodafè, si è aperta ieri a Milano e sarà aperta fino al 23 maggio la mostra Il Testimone, ritratti dal vivo dalle aule di giustizia. Prima mostra italiana sull'illustrazione giudiziaria, patrocinata dal Tribunale, dall'Ordine degli Avvocati. L'illustratore giudiziario italiano, il primo illustratore giudiziario italiano è Andrea Spinelli, che poi avremo anche con noi. Ieri abbiamo realizzato un paio di servizi, adesso ve li vedete, dall'interno del fascistissimo, peraltro, per ricollegarci all'argomento di prima, Tribunale di Milano. Siamo nell'atrio della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Milano, dove espone Andrea Spinelli. Cosa fa Andrea Spinelli? Ve lo raccontiamo subito. Col patrocinio del Comune, del Tribunale, chiedo scusa, di Milano e dell'Ordine degli Avvocati, questa è la prima esposizione in Italia dedicata all'illustrazione giudiziaria. Presenta il lavoro di Andrea Spinelli, che è il primo illustratore giudiziario italiano, attraverso 16 acquerelli realizzati durante le udienze. Il progetto era nato nel settembre del 22 per portare in Italia una tradizione già consolidata all'estero. Ha portato alla creazione di un protocollo condiviso tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati, che per la prima volta ne regola ufficialmente la pratica del disegno, appunto, dell'illustrazione giudiziaria. Attraverso il disegno, l'illustrazione giudiziaria racconta i processi in maniera tale da tutelare la dignità delle persone coinvolte, offrendo uno sguardo umano dove le telecamere non arrivano. Alcune opere sono accompagnate da QR code, inquadrandolo con lo smartphone si accede ai contenuti multimediali. L'artista è Andrea Spinelli, nato ad Arluno nel 1990, live painter, ha dipinto oltre 500 concerti dal vivo, collaborato con festival, artisti e media nazionali, tra cui Rai, Corriere della Sera, Repubblica, Vanity Fair, Wall Street Journal. E ci si augura che questo percorso possa offrire, secondo Spinelli, nuovi sguardi e celebrare un'arte viva, attuale, capace di raccontare la giustizia attraverso il linguaggio universale dell'arte. Vediamo un po' alcuni dei quadri presenti. Questo, per esempio, riguarda i 10 anni dalla presidenza dell'avvocato Giugioli a Ordine degli Avvocati di Milano. L'Ordine degli Avvocati che omaggia il presidente. Qui siamo alla prima illustrazione giudiziaria di Spinelli. Questa è la prima illustrazione che ha realizzato Spinelli. E la didascalia recita: ricordo bene il senso di responsabilità che provai nel disegnarla. Decisi di omettere i tratti somatici dell'imputata. Uno dei vantaggi dell'illustrazione giudiziaria è proprio questo, la possibilità di tutelare maggiormente l'immagine di un individuo attraverso piccole accortezze. Scelsi invece, racconta l'illustratore Andrea Spinelli, di ritrarre i suoi difensori seduti di fronte a lei mentre esponevano le loro argomentazioni sull'innocenza della donna. Le mascherine che indossavano rimandano alle disposizioni anti-Covid allora in vigore. Questa tavola riguarda uno dei casi più noti, il processo a carico di Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la propria figlia di 18 mesi nell'estate del 2022. Uno dei processi mediatici più impattanti a cui assistetti, ricorda Andrea Spinelli, il disegnatore. Il dibattimento verteva sulla capacità di intendere e di volere dell'imputata e divise nettamente l'opinione pubblica. Da una parte chi la dipingeva come una lucida omicida, dall'altra chi la riteneva incapace di intendere e volere. Durante l'esame svolto dal pubblico ministero De Tommasi, racconta ancora Andrea Spinelli, qui vedete l'acquerello e grafite su carta che illustra la signora Pifferi. Durante l'esame del PM rimasi colpito da un dettaglio che decisi di ritrarre: lo sguardo vacuo, perso e distante dell'imputata. Mi trasmise una forte sensazione di vuoto. Sempre dal processo ad Alessia Pifferi, il pubblico ministero e il difensore. Durante il processo ad Alessia Pifferi, racconta Spinelli, il confronto tra pubblico ministero e avvocato della difesa Alessia Pontenani, che qui vedete ritratta,
fu particolarmente acceso nel corso di un'udienza. La posizione in cui mi trovavo suggeriva vivamente questa contrapposizione tra accusa e difesa, due ruoli opposti nel processo, eppure entrambi rivolti con sguardo deciso verso la Corte, fermi nelle loro esposizioni. Il processo a carico di Alessandro Impagnatiello, imputato per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, anche questo è ritratto da Andrea Spinelli. Ci fu un momento, questa è la madre, ci fu un momento, racconta Spinelli, durante il processo a carico di Impagnatiello che mi colpì molto. Fu quando l'imputato raccontò i dettagli della dinamica dell'omicidio da lui compiuto. D'improvviso Loredana Femiano, madre della vittima, si alzò dalla panca e si posizionò braccia conserte contro le sbarre della cella dell'aula. Rimase immobile, attenta, con uno sguardo severo e in silenzio, per tutta la durata della deposizione. Mi chiesi cosa stesse pensando in quel momento e dove trovasse la forza per rimanere lì, ad ascoltare quel racconto. Quell'immagine suscitò in me un sentimento di dignità e di coraggio. Non la dimenticherò mai. Ci piace in questo momento anche rileggere questa targa, posta il 31 gennaio del 2023. Centro Nazionale Studi Manzoniani, Corte d'Appello di Milano, Ordine degli Avvocati. Cosa recita, cosa ricorda questa targa? Un fatto importante, la storia della colonna infame, forse l'abbiamo letta qui a Radio Libertà qualche anno fa, un'estate. Milano erigeva nel 1630 e conservava fino al 1778 un monumento di esecrazione e di infamia verso un umile cittadino di nome Gian Giacomo Mora. A lui e agli innocenti vittime in ogni tempo dei pregiudizi e dei fanatismi restituiscono per sempre dignità e onore i responsabili, difensori della giustizia, fedeli all'illuminata lezione di Pietro Verri e di Cesare Beccaria, eletta a codice di umanità alla coscienza morale e civile di Alessandro Manzoni. Parole nobili. Nella realtà poi vanno calate queste nobilissime parole. E qui abbiamo Cesare Beccaria, lui. Una tavola dedicata al processo per la strage di Erba che abbiamo seguito anche noi. Il processo per la richiesta di revisione della strage di Erba si è svolto presso la Corte d'Appello di Brescia, 2024. Anche questo è stato illustrato da Andrea Spinelli. Fu il primo processo che seguì, ricorda Spinelli, al di fuori del Palazzo di Giustizia di Milano. L'ingresso al pubblico in aula era riservato a 45 persone, tra cui molti studenti e curiosi. La difesa rappresentata parzialmente nell'opera di Spinelli dagli avvocati Luisa Bordeaux, Patrizia Morello e Fabio Schembri si scontrò con l'accusa in un dibattimento acceso e appassionato. Ho realizzato l'opera, scrive Spinelli presentandola qui, alla mostra in Corte d'Assise d'Appello a Milano, poco prima dell'inizio del processo. Gli avvocati in silenzio si raccoglievano in uno stato di grande concentrazione. Sullo sfondo invece il pubblico che attendeva con ansia l'inizio dell'udienza. Ed ecco qui i giornalisti, per come li vede Andrea Spinelli. Il giorno della prima udienza del processo a carico di Impagnatiello, i giornalisti arrivano numerosi fin dalle prime ore del mattino. L'aula si satura, la loro presenza crea un colpo d'occhio pazzesco. Non avevo mai visto, racconta Spinelli, così tante persone concentrate in uno spazio così ristretto. Cavalletti, macchine fotografiche, microfoni, sembravano una squadra compatta e pronta ad agire. Non potei usare i miei acquerelli per ritrarli. Lo spazio attorno a me si era completamente esaurito. Decisi così di realizzare un semplice schizzo su carta. Nonostante le ombre che si stagliano e i profili delle finestre, cerchiamo di darvi un'idea di questo bellissimo disegno di Andrea Spinelli, i giornalisti. Un acquerello molto molto forte. La sentenza 2023. Ho realizzato, racconta Spinelli, questo dipinto durante la lettura di una sentenza in un processo per omicidio. L'imputata era accusata di aver ucciso l'ex marito. Fu uno dei momenti più drammatici a cui abbia mai assistito, racconta il disegnatore. Alla pronuncia della condanna all'ergastolo si sedette, si tolse gli occhiali e portò le mani al viso. Stavo assistendo a un momento di profonda disperazione, un'esperienza che non avevo mai vissuto così da vicino e che mi colpì allo stomaco con una morsa. Decisi di utilizzare pennellate marcate e colori spenti per trasmettere la gravità di ciò che stava accadendo. Non esistono mostri, ma solo persone che fanno cose mostruose.
Questa frase fu pronunciata durante la sua arringa dall'avvocato della difesa Stefano Paloschi in un processo in cui l'imputato era accusato dell'omicidio della fidanzata. Mi colpì, racconta Spinelli, mentre ero intento a ritrarre ciò che stava accadendo in aula. Mi fece riflettere a lungo e tornò più volte nella mia mente nei processi che seguì nei mesi successivi. Uomini o mostri, non esistono mostri, ma persone che fanno cose mostruose. È un monito che porto ancora con me. E scrive ancora Spinelli, mi aiuta a indirizzare le mie energie verso l'obiettivo di rappresentare ciò che vedo con oggettività, mantenendo una sana distanza. Quest'opera, 2023, si intitola Il carcere. Grazie alla mia attività, racconta Spinelli, di illustratore giudiziario, ho avuto l'opportunità di conoscere più da vicino la realtà delle carceri italiane. Durante un incontro con detenuti, ex detenuti e vittime di criminalità organizzata nel carcere di San Vittore a Milano, ho conosciuto Nuccio, un ex detenuto. Mentre condivideva la sua esperienza, raccontandoci cosa lo avesse portato a trascorrere buona parte della sua vita in carcere, con commozione ci ha confidato quanto sia stato importante per lui il percorso fatto con lo psicoterapeuta Yuri Aparo. Sono tornato a essere una persona consapevole, capace di provare emozioni. Ecco perché, racconta Spinelli, ho scelto di rappresentare Nuccio con dentro di sé la figura del terapeuta, con l'augurio che questa immagine non lo abbandoni mai. La mostra si intitola Il testimone, ritratti dal vivo dalle aule di giustizia. Dal 12 al 23 maggio, atrio della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Milano. Andrea Spinelli, primo illustratore giudiziario italiano. En passant, l'austero cortile interno, uno dei cortili interni del Tribunale di Milano. Questa figura è abbastanza inquietante, vero? Però ha un suo fascino, questa architettura del Tribunale di Milano. Ne converrete, o no? O dico qualcosa di sbagliato? E anche questo portone al quale ci stiamo avvicinando, dell'Aula Magna, ovvero l'Aula Magna titolata da Emilio Alessandrini e Guido Galli, due magistrati che furono uccisi, assassinati, anche questo portone ha un suo fascino. Allora, tra poco avremo con noi Andrea Spinelli, il primo illustratore giudiziario italiano. Brevemente parleremo con lui della sua opera e di questa mostra che, vi ricordo, potete visitare al Tribunale di Milano. Vale la pena anche farsi una visita per attraversare quegli ambienti, così poi ne avrete sicuramente delle suggestioni e degli input emotivi molto forti, ne sono certo. Ed è anche un esempio di architettura molto, molto particolare il Tribunale di Milano. Io non l'ho frequentato molto, non ho fatto il cronista giudiziario, ho frequentato pochissimo, anzi quasi niente, però attraversare quelle aule non ti lascia indifferente, attraversare quegli androni, vedere tutti quei marmi, quelle colonne, quelle disposizioni geometriche delle architetture, insomma fa una certa impressione, vale la pena soltanto anche per quanto concerne una visita proprio alla struttura del tribunale, al suo interno. Intanto mi dicono dalla regia, non so se dobbiamo sospenderci un attimo o se possiamo proseguire subito. Possiamo proseguire subito perché abbiamo raggiunto, come vi dicevo poco fa telefonicamente, proprio l'illustratore, l'artista, mi viene da dire, non so come definirti Andrea, allora, il primo illustratore giudiziario italiano certamente, ma soprattutto un artista, un pittore, non so come dimmi tu come ti posso definire in maniera concreta e senza sbagliare. Ci siamo? Sì, ciao, Ciao intanto. Sì, allora illustratore giudiziario è la definizione esatta, Sì. perché è proprio una traduzione del ben più noto termine, diciamo, britannico, internazionale, esatto, courtroom sketcher, cioè disegnatore di tribunale. Disegnatore di tribunale che però nei suoi acquerelli, nelle sue chinne, nei suoi pastelli, che potete vedere fino al 23. Stavo consigliando prima alle ascoltatrici e agli ascoltatori di farsi un giro, perché non solo possono vedere 16 acquerelli originali
tra gli oltre 200 che tu hai realizzato, e sono molto suggestivi, molto diciamo comunicativi, dicono tante cose. C'è dietro a ogni sketch di questi qui, appunto, per usare il termine inglese, c'è una storia, ci sono emozioni, ci sono persone, ci sono vite, ci sono valori importanti, la verità, la giustizia, la pena. Insomma, tu sei bravissimo, devo dirlo, perché le ho lette anche nel servizio che abbiamo mandato poco fa, anche nelle didascalie, a spiegare il contesto delle tue opere, no? Però a me mi incuriosisce una cosa straordinaria. Dicevo prima agli ascoltatori, fatevi un giro, perché io quando sono arrivato lì dentro ho avuto paura, Cioè, per arrivare fino all'atrio della Corte d'Assise d'Appello, attraverso il tribunale, e te vi è paura anche se sei innocente, sia chiaro. Comunque, sì, è un luogo abbastanza suggestivo, diciamo. Molto. Anche per la sua altezza, il suo slancio verso l'alto, la sua immensità. Poi c'è quella statua nera terribile lì in mezzo al cortile che ti dice: guarda che da qua non scappi più, sei finito. Certo. Allora, com'è che si diventa illustratore giudiziario? Tu hai fatto tante cose anche per il mondo della musica prima, mi sembra, no? Sì, esatto. Io, diciamo, dal punto di vista della parte live del mio lavoro, degli eventi è legata soprattutto alla musica, perché io nasco proprio dall'ambiente della scena alternativa musicale di qualche decennio fa, e poi insomma passo attraverso anche ad altri contesti, eventi di ogni tipo, diciamo, fino a che un giorno approdo all'illustrazione giudiziaria. Ma come, mi chiedi tu? Certo. Semplicemente stavo guardando un documentario crime nell'agosto del 2022 relativo a un caso molto noto di un po' di anni fa, che è quello delle bestie di Satana. Sì. E guardavo questo documentario e vedevo scorrere le immagini delle udienze, e questa cosa ha acceso qualcosa dentro di me, anche perché stavo lavorando appunto a degli eventi, alla preparazione di eventi in quel momento, e quindi questa commistione tra appunto il lavoro di preparazione live e queste immagini che vedevo mi ha fatto accendere questa intuizione, mi ha fatto chiedere: ma se io entrassi in un'aula di giustizia, innanzitutto potrei fare il mio lavoro, cioè potrei ritrarre quello che succede? È una cosa che si fa in Italia? Quindi dopo una breve ricerca ho capito che questa era una cosa praticamente inedita nel nostro paese, e quindi poi mi sono mobilitato per chiedere tramite una semplice email al presidente del Tribunale di Milano, diciamo, spiegazione o comunque un aiuto su come poter fare questa attività. Sì. E lui mi ha risposto molto onestamente dicendomi: io non conosco precedenti a riguardo, però se vuole mettere in atto delle prime forme di sperimentazione, volentieri possiamo incontrarci, parlarne, e poi così insomma è andata. Guarda che è una storia bella questa, in un paese dove tutto è difficile, no? Ma sono contento che tu me lo dici, perché lo credo fortemente anch'io. È forse l'aspetto più sorprendente di tutto questo. Sì, perché in un paese nel quale si fa fatica a fare qualsiasi cosa, c'è stata una cosa che è nata così bene, è una bella cosa. E tra l'altro, attraverso il tuo lavoro, io poi mi sono girato, ma naturalmente mi sono guardato le opere esposte. Attraverso il tuo lavoro tu fai un'opera di sintesi che, è vero, noi abbiamo le immagini, abbiamo i filmati quando possibile, perché per esempio quando ci siamo visti l'ultima volta eravamo alla Corte d'Appello di Brescia per la vicenda Erba, no? E lì non si potevano avere immagini, non c'erano immagini, era a porte chiuse. Quindi è vero che ci sono le immagini, ma neanche se, anche quando ci sono le immagini, il tuo disegno, a mio giudizio, da cittadino e in questo caso da osservatore, guardandolo, ti comunica molto di più che non una semplice immagine, perché lì dietro c'è anche l'opera di mediazione tua, e la mediazione tua, filtrata dalla tua sensibilità, fa emergere attraverso il disegno cose che non è detto che l'immagine ti dia così immediatamente. Poi alle immagini siamo molto abituati ormai, no? Siamo in un mondo pieno di immagini, di filmati instagrammabili o giù di lì. Invece il ritratto, l'illustrazione che tu fai, ti fa soffermare in maniera molto diversa su cose che tu già sai, peraltro, perché quando tu, l'abbiamo visto prima, illustri la signora Pifferi, stai parlando di una persona che è diventata quasi un mostro mitologico del male, no? Quindi noi sappiamo tantissime cose di questa persona, crediamo di saperle, ma quando tu me la raffiguri in quel modo, tu mi stai dando una nuova capacità di capire la situazione, la persona, il contesto. Quindi c'è una ricchezza straordinaria che secondo me va oltre il video e la fotografia. Adesso non so se questa cosa ti appartiene e ti suona giusta.
Ma guarda, risuona perfettamente, ti ringrazio anzitutto delle parole che hai speso, perché sì, sono centratissime, e soprattutto mi dai l'opportunità di parlare proprio di che tipo di comunicazione è quella dell'illustrazione giudiziaria. Allora, partiamo dal fatto che il Presidente del Tribunale stesso l'ha definita un'arte gentile, e questo già si ricollega a tutto quello che tu hai appena detto, però questa è una gentilezza, come dire, che è funzionale al racconto, cioè la gentilezza serve a entrare in punta di piedi nelle aule di giustizia con rispetto, con ascolto anche empatico, perché è importante anche quella parte, perché ovviamente il linguaggio dell'illustrazione giudiziaria è un linguaggio artistico, e quindi non si può prescindere dalla parte, diciamo, anche emozionale, che però comunque fa sempre parte del racconto della giustizia, ed è la parte forse più difficile da raccontare con il giusto tono, con i giusti toni, con insomma la giusta cura, se vuoi, no? E che con le parole è più difficile anche da raccontare in modo efficace, secondo me, mentre invece il disegno riesce ad affrontare tutto questo, a portarlo su carta e insomma restituire un'immagine che, come dici tu, secondo me ha un impatto sicuramente forte. Allora, l'inaugurazione c'è stata ieri, la mostra prosegue fino al 23 maggio, 12 giorni. Mi par di capire che tu sarai lì tutte le mattine, giusto? Sì, dalle 9 alle 13, tranne il sabato anche, però fino a mezzogiorno. Bene, quindi lo consiglio vivamente. Voglio solo chiederti una cosa prima di salutarci, e cioè tu hai dei modelli, dei maestri, delle maestre per la tua attività di li hai avuti per la tua attività di illustratore giudiziario? Ma guarda, io sicuramente ho avuto dei maestri, però che provengono innanzitutto da linguaggi diversi, quindi anche dal cinema, anche dal fumetto, però io sin dal termine delle scuole superiori, perché io non ho fatto l'università, ho voluto proprio fortemente fare un percorso personale, quindi ho assorbito veramente tanti maestri diversi. E quindi sì, sicuramente ci sono, ma diciamo, poi ovviamente c'è tutta la scuola americana, come Jane Rosenberg, che è forse la più grande courtroom artist americana, che per me è assolutamente un mito vivente, un modello, e quello sicuramente mi ha aiutato. Però io ho portato tanto di mio, di quello che ad esempio viene dal mondo della musica anche. Hai un tratto molto riconoscibile, no? Molto particolare. Hai messo d'accordo anche magistrati e avvocati, tra l'altro. Sì, questa forse è la più grande impresa, no? Messo d'accordo perché hai trovato un terreno, come giustamente ha detto il presidente del Tribunale Roia, di gentilezza, di umanità, mi verrebbe da allargare un po' il raggio, in un luogo che è pieno di problemi, di traumi, di dolori, di violenze anche a volte, no? Spesso, perché quello è, di contrapposizioni, di contrasti. Se riuscissimo forse più in generale a mettere in luce questo aspetto di umanità, di gentilezza, non lo dico per buonismo, perché aborro, mi fa schifo il buonismo, ma c'è una sostanza, certo. La sostanza umana quella è, tu sei capacissimo di coglierla con le tue illustrazioni. A me ha colpito molto anche il fatto che a volte ti è venuto spontaneo di non tratteggiare nemmeno il viso delle persone, È vero. degli imputati, cioè io li faccio senza il volto, per una forma di istintivo rispetto, no? Assolutamente, certo, ma ripeto, io sono entrato in questo luogo in punta di piedi, ma prima ancora con nessuna preparazione dal punto di vista giuridico, giudiziario, quindi sono stato qui per imparare innanzitutto, per osservare, per assorbire e fare mio quello che è un po' anche l'atmosfera, quello che si respira all'interno delle aule, e restituirlo in un modo. Io ho cercato, diciamo, di restituire in un modo utile, soprattutto, utile anche per l'informazione, utile per insomma quello che abbiamo bisogno anche di ogni tanto avere da parte dell'arte, che si sta un po' forse anche dimenticando in tanti contesti, che è proprio il nutrimento che può dare l'arte, che è fatto di racconto, di storie umane, come dici tu, di emozioni. Quindi io spero di aver restituito questo almeno in minima parte. Allora, io ringrazio Andrea Spinelli, primo illustratore giudiziario italiano. La sua mostra è Il Testimone, ritratti dal vivo dalle aule di giustizia. La potete vedere fino al 23 maggio a Palazzo di Giustizia di Milano.
entrate da via Freguglia e da via San Barnaba principalmente. E poi vedete, fatemi sapere, amiche e amici all'ascolto, se avete la stessa sensazione che ho avuto io, cioè voi attraversate il tribunale e vi fa paura, questa roba monumentale, molto fredda anche ma molto potente, arrivate in questa sala e ci sono i disegni di Andrea che sono tutta un'altra roba, c'è un contrasto feroce ma efficacissimo, secondo me. Grazie ad Andrea Spinelli. Grazie a te. Avete ascoltato Auto da Fè.